Il via della ottava corsa del convegno e poi ci sarà ovviamente l'atto conclusivo, la finalissima del Super Frustino 2019. Avete sentito anche le scelte dei driver che si sono classificati. Gabriele Gelormini ha scelto per primo ed ha puntato su Taiga Jet. Salvatore Cintura ha scelto per secondo, ha scelto Ultras Griff. Roberto Vecchione è rimasta Tiffany F. La vedremo tra un po', perché ora ci guardiamo questa ottava corsa del convegno riservata ai gentleman, una reclamare per 4 anni, sono in 6 al via dopo il forfait di Zaira Stecca. Al numero 1 Zach Wild, Michele Canali, al 2 Zolengo Mark, Giuseppe Colantonio, al 3 Zagor San, Matteo Zaccarini, 4 Zoff degli Ulivi, Alfredo Sorrentino, 5 Zivola Light, Michele Rossi in seconda fila, al 7 Zemiria, Antonio Vitiello. Parte molto piano Zivola Light, mentre al comando ci va di slancio il favorito Zagor San, a precedere Zolengo Mark. Sbaglia improvvisamente Zagor numero San 3 Zagor Sab e allora si ritrova qualificato. al comando Zolengo Mark, seguito da Zach Wild. Poi Zemiria in terza posizione, Zoff degli Ulivi all'esterno, a chiudere il drappello Zivola Light, sono rimasti in 5, il lancio in 15, il quarto iniziale che va via in 37, Zolengo è davanti e non ha speso praticamente niente. A largo c'è Zoff degli Ulivi, lo segue Zemiria. Allo steccato Zach Wild, in coda al drappello Zivola Light. Non cambia niente quando siamo al termine della seconda curva, all'ingresso del passaggio di fronte alle tribune, con Zolengo Battistrada. Zoff che per il momento accompagna, c'è un 16,6 di terza frazione, lungo lo steccato si mantiene Zach Wild, al largo Zemiria, in coda Zivola. Così anche all'imbocco della penultima curva e dopo 800 metri in 1,2,5, con Zolengo che per il momento porta a spasso la compagnia, 15,2 la quarta frazione, lieve accelerazione e chilometro che se ne va sul piede dell'1,18,1. A 500 metri dal termine prova l'attacco Zoff degli Ulivi, Zolengo cerca di reagire, Zoff insiste nell'offensiva, i due apparigliati a 400 dal palo, con Zoff che guadagna qualcosa a Zolengo che sul parziale è un po' in difficoltà, 14,2 la retta opposta, Zolengo ancora qualcosina ma Zoff sta passando, poi Zach Wild con al largo Zemiria, Zoff degli Ulivi che al termine della piegata è sfilato su Zolengo Mark, Zoff degli Ulivi che entra nettamente al comando in retta di arrivo, stacca, saluta e se ne va a concludere nel più facile dei modi. Zoff degli Ulivi per il secondo, Zemiria per il terzo, vediamo fra Zolengo Mark e Zach Wild. Bravo Alfredo Sorrentino, perché ha giocato tutto sul parziale, ha accompagnato fino al chilometro il battistrada Zolengo Mark e poi con un solo violento parziale se ne è liberato per staccarsi e chiudere facile vincitore. Zoff degli Ulivi, Rocco Spagnuolo, i colori della scuderia santese, Alfredo Sorrentino perfetto in sediolo. Al secondo posto Zemiria con Antonio Vitiello che viene a regolare Zolengo e Zach Wild che finiscono vicini per il terzo, forse ancora Zolengo su Zach Wild, però attenzione perché con l'open stretch e la prospettiva è bene non fare scherzi, non si sa mai. Netto il successo invece per Zoff degli Ulivi con Alfredo Sorrentino. E ora tra qualche minuto godiamoci anche la finalissima.